Il nuovo allenatore della Roma sarà Paulo Fonseca. Come si legge dalla nota ufficiale rilasciata sul sito del club giallorosso, Paulo Fonseca sarà il responsabile tecnico del club a partire dalla stagione 2019-2020. L'allenatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società per i prossimi 2 anni, con un'opzione di rinnovo per il terzo. Il presidente James Pallotta ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel club. È un allenatore giovane e ambizioso ed è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i nostri tifosi." La Lega Serie A boccia la proposta di riforma delle coppe europee presentata dalla UEFA, allineandosi così agli altri principali campionati continentali, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, che l'avevano già respinta in precedenza. Una decisione presa con larga maggioranza. Solo la Juventus ha votato contro, mentre si sono astenuti Milan, Roma, Inter e Fiorentina. Nessuno ha chiesto le dimissioni di Ceferin, ma uno schieramento a tappeto delle leghe deve far ripensare a certe proposte, ha dichiarato il presidente della Lega, Gaetano Miccichè. Il centrocampista della Bosnia e Erzegovina, Miralem Pjanic, parla del prossimo allenatore della Juventus. Ma qua ci stanno tante certezze, la Juve ci sono sempre certezze, non ci preoccupiamo per niente. Io sono molto contento di ritornare qua, ci tenevo veramente a giocare questa partita, penso che il rosso contro la Grecia non era così meritato e per fortuna me l'hanno tolto per la seconda partita, perché ci tenevo a giocare contro l'Italia, ancora di più giocare qua dentro il mio stadio. E, quello che riguarda la Juve, sempre la Juve, non mi preoccupo. Presto sicuramente ci sarà una decisione presa per quello che riguarda l'allenatore e, come già tanti hanno detto e tutti hanno detto, ci sarà e arriverà un grande allenatore senza dubbio. Le parole del coach della Reyer Venezia, Walter De Raffaele, dopo la vittoria in gara 1 della finale scudetto contro Sassari. Innanzitutto una vittoria importante, su questo credo che sia scontato. Abbiamo giocato una partita in 2 parti diverse, i primi 2 quarti siamo stati molto dentro al piano partita, credo non facendo mai canestro, tirando col 14% da 3 punti, ma obiettivamente ora così a mente calda, tirando tanti tiri aperti che sono nelle nostre corde, forse ci portavamo dietro anche gara 5 con Cremona, o comunque queste ultime 10 partite eravamo un po' anche sotto ritmo su alcune situazioni difensive, nonostante il parziale l'abbiamo preso l'ultimo minuto e 40, l'ultimo minuto e 50, se no era 29 pari. Terzo e quarto abbiamo giocato con un'altra energia, nonostante Sassari sia la squadra che sappiamo, una grande squadra, una squadra con tanto talento che non gli puoi concedere niente in nessun momento, ha preso un bel margine e credo che la partita l'abbiamo girata con molta intelligenza tatticamente.